verso il numero 10 Rosella che prova da lontano, tiro che si spegne al lato della porta difesa da Cassano. Male in questo. Adesso un attacco e una buona azione da parte di Locascio. Adesso Mario Erbini, buono il pallone di Mario Erbini. Una grande azione di Mario Erbini quando siamo al 17esimo. Mario Erbini, una finta, poi si è girato. Ecco, siamo al 19esimo, si è girato. Attenzione, è rigore. Vediamo. E Ortiz contro Cassano, batte Ortiz, gol! Ortiz, e arriva il gol. La ripresa del gioco da parte del Mazzara e Ortiz, adesso è Lentini che ci prova con questo tiro. Rimessa laterale, Barbero, di petto. È buono questo tiro di Mario Erbini, il pericolo e arriva qui il fischio di chiusura di questo primo tempo. Ricordiamo Unione Sportiva Mazzara 46 1, Mazzara 0, decide al 20esimo il gol dell'argentino Ortiz su calcio di rigore. Dallo schieramento dei propri compagni, pallone spizzato di testa, insomma il tentativo era di Ricciulli di allontanare, solo che è diventato involontariamente quasi un cross. Riprende, poi riparte l'Unione Sportiva Mazzara 46 con Locascio, Giammè Locascio e centro, gol Ortiz. Dimostrando adesso Cheba, una grande parata di Cheba, ma altrettanto insomma una bella occasione per il numero 7 Ricciulli. Allarga per Erbini entra in aria, Cassano ha ben intuito tempo in quell'azione. Adesso Locascio e gol di Locascio. Il numero 22 Locascio entra in aria, pallone al centro e Lopez che allontana e Licata che tenta il tiro. Licata, un Marchese, ancora Barbero, poi Ortiz per Rosella che fa partire un buon tiro. Adesso Mario Erbini in avanti, Mario Erbini si libera e palo! Mario Erbini aveva fatto tutto bene, Mario Erbini. Sferzata perché pallone che finisce direttamente in porta, calcio d'angolo meraviglioso da parte di Licata. Cambiato anche la sua posizione nel corso. Adesso è Cari che tenta questo tiro e viene probabilmente un fallo di mani. Ed è Camarà tenta di far passare il pallone nella barriera, ma lì c'è un muro. Benimegna, avanti, pallone in avanti di Benimegna. Angileri, tiro di Angileri. Ci ha provato il giovane Angileri. Cassano, Licata per Russo che si gira molto bene il Russo e prova il tiro Russo. Evita Bari e poi azione, vediamo. Adesso Velardi, buono il pallone per Perrone, la cui conclusione viene ribattuta da Cassano. Il 2-0, c'è stata l'occasione per il Mazzara per poter accorciare, ma
Adesso Velardi, si allunga però il pallone Velardi ed esce Cassano, serviva dei punti. Adesso Licata tenta di sorprendere Cassano, ma il suo pallone è alto. Un minuto fischierà la fine. Adesso Perrone, buona palla, e per poco Sheriff non aggancia Bertoglio e l'arbitro fischia adesso la fine dell'incontro. Incontro vinto dall'Unione Sportiva Mazara 46 per 4-0 sul Mazara. Finisce così il derby del Satiro.